L'adunanza di oggi è un'adunanza molto speciale. Inizia con un saluto al dottor Franchini, che ci lascia dopo tanti anni per sua volontà e che noi rispettiamo. Io, come lui sa, ho cercato in ogni modo di incoraggiarlo a non fare questo passo, ma insomma la volontà non può essere sottoposta a coercizione da parte da qualsiasi tipo di presidenza. Il dottor Franchini ha iniziato la sua attività nel 1976 con la presidenza Branca e dall'86 ha ricoperto il ruolo di cancelliere con le diverse presidenze, Ghetti, Benvenuti, Zanettin, Mazzarolli, per terminare poi con questa presidenza attuale. La sua grande cultura, coltivata assiduamente e scrupolosamente, il quotidiano impegno e il suo amore per l'istituzione della cui importanza era profondamente ed è profondamente convinto e consapevole del ruolo di custode affidatogli, lo hanno fatto diventare l'anima vera dell'istituto. Grazie al suo lavoro e al contributo personale di idee che ha saputo proporre, l'istituto ha potuto progredire costantemente e divenire così un'istituzione culturale il cui ruolo è riconosciuto a livello nazionale e internazionale. È infatti grazie alla sua iniziativa e all'intenso lavoro che definirei diplomatico che sono state avviate e mantenute le collaborazioni con l'École nationale du patrimoine, l'École du Louvre e l'École nationale supérieure, nonché più recentemente con le giornate internazionali sul vetro veneziano. Ma questo non basta a illustrare il ruolo che il dottor Franchini ha avuto nella vita culturale dell'istituto, perché dietro a ogni iniziativa, a ogni convegno, a ogni conferenza, a ogni mostra o pubblicazione c'è sempre stato il suo contributo determinante per garantire la qualità e il successo. Il dottor Franchini ha avuto il grande merito di scegliere degli ottimi collaboratori per garantire l'efficienza dei diversi uffici e di farli crescere professionalmente esaltandone le doti personali, inserendoli in un ambiente di serena e fattiva collaborazione e rendendoli consapevoli dell'importanza che il ruolo e l'attività di ciascuno ha per il prestigio dell'istituzione. Come ho detto, il rapporto culturale dell'istituto con la Francia è stato, grazie al dottor Franchini, particolarmente intenso e importante e la sua attività è stata tanto apprezzata dai nostri corrispondenti francesi da meritargli nel 2008 l'onorificenza di Chevalier des Arts et des Lettres. Termino questa breve presentazione ricordando un aspetto non meno importante, il fatto che il dottor Franchini ha coltivato in questi anni interessi personali di studi e di ricerca, molto lusinghieri nei risultati, e in particolare gli studi su Luigi Luzzatti, e ha pubblicato numerosi studi. Comprendete quindi quali siano i miei personali sentimenti, e immagino anche quelli dei miei colleghi della Presidenza, nel dover rinunciare alla quotidiana e amichevole presenza in istituto di una persona di tanto valore, per tanto tempo presidio di questa istituzione, attento e discreto nei suggerimenti e nelle valutazioni. Il Consiglio di Presidenza, all'unanimità, ha deciso di attribuire al dottor Sandro Franchini il titolo di cancelliere emerito, che è simbolicamente rappresentato dal sigillo di questa istituzione, che adesso gli consegnerò, e di offrirgli un dono, segno della gratitudine dei soci. E adesso appunto avverrà la consegna. Sapendomi facilmente incline alla commozione, ho affidato i sentimenti di oggi alla carta.
quindi scusatemi se leggo. Signor Presidente, soci dell'Istituto, colleghi, il momento è denso di emozioni e la mente è frastornata da una folla di pensieri, di volti e di nomi. Sono entrato all'Istituto che ero ragazzo, avevo 25 anni, e ne esco dopo quasi 38, in un momento della mia vita in cui sono spontanei i primi bilanci, ma in cui è ancora possibile, in cui si hanno ancora le forze per riparare a qualche errore e per colmare qualche lacuna. Sono entrato per la prima volta a Palazzo Loredan agli inizi del 1976. Il personale dell'Istituto era allora costituito da un segretario accademico, da un usciere, da un custode notturno e da un bibliotecario a tempo parziale. Il palazzo era pressoché impraticabile in varie parti a causa di infiltrazioni d'acqua dal tetto e soltanto gli uffici e 3 stanze del piano nobile erano riscaldate d'inverno. Le attività si riducevano alle mensili adunanze accademiche, alla pubblicazione degli atti e di qualche occasionale volume monografico. Vennero poi i lavori di restauro, si provvide a nuove assunzioni, si allargarono le attività restituendo anno dopo anno all'Istituto quel ruolo, quell'autorevolezza, quell'attenzione da parte della città e quella dimensione internazionale che da tempo, per una serie di ragioni che abbiamo anche cercato di indagare, si erano affievoliti. L'acquisto di Palazzo Franchetti segnò un passo in avanti che ci eravamo preparati in precedenza a compiere e che non vide né tentennamenti né pentimenti. Oggi la struttura nel suo complesso comprende più di 20 addetti e si esprime in una mole di attività che è sotto agli occhi di tutti. Ho avuto modo di vivere per intero questa esperienza e ne sono grato all'Istituto. Sono grato alle tante persone che ho incontrato in tutti questi anni, maestri, amici, compagni di viaggio, colleghi, con i quali ho vissuto giorno dopo giorno un'esperienza che è tutta la mia vita. Vorrei esprimere la mia riconoscenza a ciascuno e nella mente mi scorrono i vari nomi di persone che hanno segnato profondamente questi anni. Vorrei ricordarli uno a uno e lo faccio ripetendo con inevitabile, difficilmente sopprimibile commozione i nomi dei presidenti cui sono stato accanto e che mi hanno sostenuto e guidato, a cominciare da Antonio Rostagni, Vittore Branca, Augusto Ghetti, Feliciano Benvenuti, Bruno Zanettin, Leopoldo Mazzarolli, Gianantonio Danieli. Un pensiero forte voglio affidarlo ai miei colleghi. Molti di loro sono stati chiamati direttamente da me, valutati, formati. Su tutti comunque sono stato richiesto di esprimere un parere. Alcuni di loro li conosco fin da quando erano ragazzi, altri sono cresciuti con me, io maggiore di età. In questi giorni mi sono giunte lettere e telefonate di persone autorevoli ed eminenti che con generosità e bontà hanno voluto esprimere il loro apprezzamento per il mio lavoro di questi anni. Sono loro molto grato. In momenti come questi, che obbligano anche a un bilancio, le voci positive aiutano a rendere meno vistose le inevitabili cifre in rosso. Però vorrei dire qui ora che se qualcosa credo di aver fatto di buono, questo è in primo luogo di aver costruito una squadra di lavoro di prim'ordine, per qualità dei componenti, per finezza delle intelligenze, per robustezza dei caratteri, per probità, per dedizione e per fierezza dell'appartenenza all'Istituto. Quando il presidente Ghetti, ero allora da circa una decina d'anni all'Istituto, volle che in qualche modo fosse data una qualifica alle funzioni che stavo svolgendo,
suggerì la possibilità che venisse creato il posto di cancelliere, rifacendomi a una vecchia tradizione delle accademie italiane, quali quella di Torino e più di recente dell'Istituto Lombardo. Nella definizione di questa nuova figura nella struttura dell'Istituto, anche se mai sancita nello Statuto o nel Regolamento, vedo il riconoscimento di un ruolo, di una funzione e quindi anche di una struttura che può e deve dare un contributo proprio, originale, specifico al funzionamento della complessa e articolata macchina organizzativa. Con la mia presenza all'Istituto spero di aver saputo dare spessore proprio a questo ruolo, cosa che, come si sa, non è sempre facile in un'istituzione accademica. Questo vorrei fosse l'eredità che lascio. Il sentimento più forte che provo in questo momento è ovviamente quello della riconoscenza. Vedo qui volti che mi sono particolarmente cari al banco della Presidenza e tra i soci. Assente, ma qui con noi nel pensiero, è chi in tutti questi 37 anni mi è stato 1000 e 1000 volte vicino e che mi ha incoraggiato nei momenti più duri, che mi ha guidato, che mi ha gratificato con attestazioni di stima e che solo la sua generosità poteva giustificare, il professor Mazzarolli. Tra i soci oggi presenti, alcuni mi conoscono da molti anni, molti anni, alcuni di loro mi hanno voluto onorare testimoniandomi la loro amicizia, sentimento che ho ricambiato con gioia e fedeltà. Per quando invece ho mancato, per tutte le volte in cui i miei limiti hanno potuto arrecare danno o fastidio, chiedo scusa. Guardandomi per un'ultima volta indietro, nel subbuglio di sentimenti di commozione, di riconoscenza, di dubbi circa il futuro, di nostalgia, che inevitabilmente scombussolano l'animo in momenti come questi, a dare pace, a calmare ogni ansia, scende serena la consapevolezza di aver avuto dalla vita, dal cielo, dalla provvidenza, la fortuna di appartenere, la fortuna di servire giorno dopo giorno e per lunghi anni una delle più nobili, più alte, più vive istituzioni culturali del nostro Paese, antica per fondazione, resa illustre dai soci che ne hanno fatto parte, invidiata per la bellezza delle residenze, ma soprattutto sempre profondamente fedele a quei valori, a quello stile, a quei sacrosanti principi che l'hanno nel tempo resa grande.